Lutto a Udine per la scomparsa di Stefano Capitanio, il culturista noto in città come Roccia. L'istruttore e atleta di bodybuilding, campione italiano assoluto e mondiale WEBA del 2012, è morto nel sonno per un probabile arresto cardiaco. Capitanio è stato trovato privo di vita dalla compagna attorno alle 6:30 di questa mattina e inutili soccorsi prestati dalla donna all'uomo. Roccia era un grande tifoso di basket e dell'Udinese e da molti anni si era trasferito a Rimini. Esattamente 4 anni fa rischiò di morire a causa del Covid, finendo per 36 giorni in coma. I familiari di Stefano Capitanio affranti hanno riferito a Telefriuli che i funerali si terranno a Udine quando la salma sarà traslata nel capoluogo friulano da Rimini. Diversi messaggi di cordoglio espressi dopo che la notizia è diventata di dominio pubblico. Vera anima del tifo udinese sin dagli anni '80, Roccia non ha mai fatto mancare il proprio supporto ai colori bianconeri, scrive sui propri canali social la società Amici Pallacanestro Udinese. Roccia era l'ultimo degli Highlander, si legge nel messaggio postato da Davide Michalic e dall'Ueb di Cividale. Abbiamo condiviso tante cose insieme, hai amato il tuo territorio e la pallacanestro ci mancherai.